Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio giornalistico che assegna per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Allora, a tutti voi un gran saluto e un abbraccio. Buongiorno direttore. Allora, questa settimana diciamo che la commedia ha debordato su tutti i fronti, quindi era una scelta difficile, ma alla fine chi abbiamo selezionato? Ma io penso che vada assegnato il Bamba alla signora Boccia, della quale si parla da 10 giorni continuamente, ed è la donna che col suo brigare ha costretto il ministro della cultura Gennaro San Giuliano alle dimissioni, il che non mi sembra un'operazione trascurabile, e lo ha fatto proprio per volontà di questa donna, che ha sparso pettegolezzi dalla sera alla mattina su varie emittenti e in sostanza ha fatto uscire la figura di San Giuliano come quella di un buffone che si è lasciato trascinare a letto da questa signora, la quale non si è poi limitata a starsene a letto come di solito facciamo tutti, perché non c'è niente di strano, bensì se l'è portata San Giuliano anche in ufficio, dove lei ha combinato un sacco di guai, al punto da costringere San Giuliano a dimettersi. Insomma, mi sembra veramente una storia assurda, una storia un po' grassoccia, che all'inizio ha appassionato gli italiani, poi ha finito anche per scocciare, perché questa qui doveva andare anche dalla Berlinguer a farsi intervistare per fare chiarezza definitiva, e invece all'ultimo momento, quando era già nello studio, si è ritirata ed è fuggita, e anche questo dimostra a che livello siamo. Questa signora si è inventata un sacco di balle, ha persino detto di essere incinta quando nessuno ci crede. Insomma, siamo di fronte a una persona strana, di Pompei, questo non vuol dire niente, ma che ha combinato tanti di quei guai che credo anche un esercito sarebbe riuscito a procurare tante grane a un ministro, al punto da costringerlo ad andarsene a casa, facendo anche una figuraccia, perché è chiaro che lui questa donna se la trascinava anche al ministero, e questo ha scatenato anche l'opposizione, no? L'opposizione di centro-sinistra, che oltre a essere indignata, come se fosse strano che un uomo va a letto con una donna, e dopodiché oggi forse più strano del solito. Sì, no, insomma, siamo a livelli veramente, è una posciada tristissima e anche un po' volgare, e quindi la protagonista principale è la signora Boccia, alla quale va tutto il nostro disprezzo. Sì, mi pare una settimana assurda in cui il paese è rimasto appunto appeso alle esternazioni di questa signora, perché l'ex marito ha detto che non è dottoressa, quindi io so quanto dice l'ex marito. Sì, vabbè. Intanto in Italia sono tutti dottori, lo sai. Certo, mi scandalizza almeno, diciamo. Ma lei però racconta balle a tutto spiano, comunque non so, dovrebbe anche a livello privato tenersi per sé alcune esperienze, invece le ha spifferate a tutta Italia, facendo fare al povero San Giuliano una figuraccia. Io devo anche dire che San Giuliano è una bellissima persona, un giornalista bravo che io assunsi come vice direttore a Libero anni fa, certo. e dopodiché lui, naturalmente, essendo molto bravo, abbiamo fatto insieme 2 libri per la Mondadori, quindi San Giuliano è un uomo anche colto, preparato, e invece ha fatto la figura del fesso, e questo è bruttissimo, è tutta colpa di questa Boccia, nome, insomma. Certo, ma tu come hai interpretato questa fuga dell'ultima ora dalla Berlinguer? Perché fino a un minuto prima della diretta, no, il paese era appeso alle rivelazioni della Boccia. Che cosa è successo? È successo che ovviamente la Berlinguer aveva preparato una serie di domande
no? Che probabilmente alcune delle quali imbarazzavano la Boccia, non so esattamente quali perché non sono state rivelate, e questa qui si è spaventata ed è fuggita perché lei pensava di cavalcare questa vicenda per diventare una donna famosa. Famosa è diventata, ma più che famosa è famigerata. Sì, bisogna intendersi esatto sul tipo di fama, ma è vero, mi sembra che l'hai detto anche recentemente, tu l'hai anche incontrata una volta insieme al ministro, che impressione Sì, ti ha sì. fatto? Ma sai, quando l'ho incontrata è successo che io avevo un appuntamento con San Giuliano in un ristorante di Milano, il Baretto, e c'era con me anche la dottoressa Rizzoli, che quella dottoressa vedo che fa il medico, ed è arrivato a San Giuliano con questa donnona molto alta e ce l'ha presentata come un'amica, una sua, diciamo, assistente, niente di più. Poi anche ieri mattina in televisione Parenzo mi dice: ma come te l'ha presentata? Come vuoi che me l'abbia presentata? Come Troia? Ma scusa, ma che domanda è? Sì, diciamo che ha fatto una domanda così un po' pleonastica, via, diciamola così. Sì, la vicenda comunque secondo me non è del tutto terminata. Questo è interessante. Ha delle risorse, nella sua perfidia ha delle risorse, per cui è capace ancora di tirare fuori qualcosa che tra l'altro indispettisce anche il governo, perché è chiaro, viene destabilizzato da dimissioni, ma non dovute a malattia o qualcosa del genere, ma dovute a una storiaccia di letto, e questo è bruttissimo. Sì, è poco edificante. Infatti, quello che dici tu, cioè che potrebbe non essere finita questa saga irritante, è dimostrato dal fatto che nelle ultime ore addirittura circola il nome di Arianna Meloni come colei che avrebbe bloccato la nomina della diciamo signora Boccia da parte di San Giuliano. Ma secondo te come dire, c'è un obiettivo ancora più alto di San Giuliano? Perché qui il nome di Arianna Meloni, no, poi la Boccia si è affrettata a smentire, però intanto il nome è stato messo sul tavolo. Ecco. Infatti, diciamo che ogni volta che apre la bocca la Boccia combina qualche guaio, perché la sua vita privata non interessa a nessuno e lei invece ne ha fatto uno strumento polemico per fare carriera. Non mi sembra che gli sia riuscita, però è indubbio che tutti ormai sanno chi è. Sì, questo per la visibilità operazione riuscita. Questo volevo chiederti, non scomoda anche a volte, come dite, un po' una pigrizia, un conformismo della nostra categoria, per cui no, possono riempire i giornali con le pagine Instagram della signora Boccia e la ergono a protagonista dell'Italia contemporanea, cioè ci mettiamo del nostro a volte. Sì, questo è un po' come è vero, anche perché ormai i giornali sono, diciamo, peggiorati dalla prima all'ultima pagina, e sono peggiorati perché vendono pochissimo, gli editori incassano poco e quindi non possono investire nel prodotto del giornale, e questo ha provocato una caduta di credibilità. I giornalisti adesso si attaccano a queste vicenduole che un tempo sarebbero state liquidate con 2 colonne a fondo pagina. Insomma, purtroppo sono cambiate tante cose. Il trionfo delle tecnologie ha determinato quasi l'agonia, se non la morte dei quotidiani. Sì, questo è un fenomeno storico, certo, che va al di là della signora in questione. Ma lei ha dato il suo contributo, insomma, a peggiorare le cose, perché per parlare 3-4 pagine dedicate alla borsa non c'era veramente un'esagerazione. Sì, tra l'altro Positi mi ha colpito soprattutto da parte delle donne, perché ovviamente ora se attacchi la Boccia sei sessista, sei nemico del femminismo, eccetera, però soprattutto nessuna donna si è messa un attimo nei panni dell'altra donna in questione, cioè la moglie di San Giuliano. No, ci sono donne di serie A e donne di serie B a volte. È una cosa che ho pensato anch'io, perché quella povera moglie, che io peraltro conosco di San Giuliano, è una donna intelligente, vice direttore di un telegiornale, quindi non è l'ultima stupida di questa terra, ed era anche una donna di classe, e ha dovuto sopportare tutta questa vicenda, uscendone un po' sputtanata anche lei, e questo
diciamo, è una scorrettezza di cui come appartenente alla categoria dei giornalisti mi vergogno. Certo, ti capiamo. Direi che ci aggiorniamo settimana prossima sperando che nel frattempo non si sia più parlato della dottoressa o presunta dottoressa Boccia. Sì. Anche perché non possiamo dare due bamba, uno basta e avanza. Sì, no, infatti, due sarebbero troppo, obiettivamente. Benissimo, io ti faccio tanti auguri. Grazie di essere stato con noi, a settimana prossima. Grazie a voi.